Siamo con il vice sindaco di Palma, una bella manifestazione accoglie il nuovo anno qui a Palma in un momento di gioia e di festa, una bella manifestazione di Savatteri con tanti artisti. Sì, questa sera abbiamo in questo scenario bellissimo di Palma di Montechiaro, ai piedi della chiesa madre, Marco Savatteri produzione con 40 artisti, tra cui musicisti, attori e danzatori che ci allieteranno in un splendido e prestigioso evento culturale promosso dal comune di Palma di Montechiaro e patrocinato dall'assessorato sport e turismo della regione siciliana. Quindi siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa che porterà veramente tanto lustro al nostro paese. Soddisfatta delle iniziative, diciamo, in generale, il suo assessorato, quello che avete fatto quest'anno? Sicuramente abbiamo promosso nel nostro programma di festività natalizie, abbiamo promosso diverse kermessi, tra cui anche questa di notevole prestigio, e quindi anche questa sera continueremo con questa serata danzante che proporrà diversi spettacoli per grandi e piccini soprattutto, allietando la comunità, ma abbiamo promosso anche diversi eventi che hanno allietato tutta la comunità per queste festività natalizie. Marco Savatteri a Palma di Montechiaro per questo bel spettacolo dedicato al Gattopardo. Cosa potranno vedere i tanti palmesi? Si intitola Il Natale dei Gattopardi ed è un modo per celebrare le festività natalizie, la tradizione siciliana attraverso più di 40 artisti che vengono da tutte le parti della Sicilia. Avremo strumenti d'epoca, cornamuse, gente vestita in abiti gattopardiano e dame, cavalieri. Avremo picciotti siciliani della novena e della tradizione siciliana che rivisiteranno le novene in un modo irriverente, e poi ancora i personaggi del Bosco Incantato, della Disney, violinisti, la Dixieland Band con Sal Cacciatore e tanti altri artisti, tra cui anche la coreografa Carla Favata e la compagnia Armonia Suave, danza storica. E dunque è un gioco teatrale che renderà il centro storico di Palma di Montechiaro un teatro a cielo aperto con performance diffuse e immersive. Buonasera a tutti, benvenuti a casa vostra.